Qui al Niccolò Gallo, nuovo incontro sugli orientamenti dei ragazzi che finiscono il loro ciclo di studio con tanti partner. Voi avete organizzato questo evento come maestri del lavoro? Sì, oggi è la giornata conclusiva di un percorso che ci ha visti impegnati con i ragazzi di terzo, quarto e quinto anno e adesso alla conclusione, come da nostro obiettivo, facciamo incontrare la scuola col territorio per capire le possibilità occupazionali che il territorio offre e con noi sono diversi esperti che praticamente prenderanno a cuore le sorti di questi ragazzi. Ce la mettiamo tutte. Speriamo di aver dato un giusto contributo di arricchimento alle competenze in materia di orientamento, etica, rispetto e professionalità e così in modo tale che i ragazzi possano con maggiore tranquillità e serenità affrontare colloqui di lavoro e il mondo lavorativo. L'incontro conclusivo del progetto di formazione per l'inserimento nel mondo del lavoro che assieme ai maestri del lavoro, la Federazione di Agrigento e il Niccolò Gallo si impegna ogni anno a portare avanti. Noi crediamo molto su questo progetto, lo riteniamo fondamentale perché l'orientamento in uscita è uno dei nostri obiettivi e vogliamo rendere i ragazzi pienamente consapevoli nell'operare le loro scelte che saranno adesso scelte di vita, scelte importanti. Questo lo facciamo grazie a una serie di incontri che iniziano dal terzo anno e si concludono negli ultimi giorni del quinto anno della scuola secondaria, proprio perché vogliamo dare, grazie al contributo dei maestri del lavoro, una visione globale delle problematiche inerenti al lavoro, non solo gli sbocchi professionali che nel nostro territorio i ragazzi possono avere, ma dare informazioni anche sulla normativa che regola i rapporti di lavoro, la sicurezza, cioè praticamente tutto quello che occorre per favorire un inserimento sereno e consapevole dei ragazzi e alle attività professionali in generale o il proseguo nel terziario universitario, perché il nostro diploma permette anche questo. Oggi avremo degli validissimi relatori che approfondiranno tematiche come l'apprendistato, start-up, il turismo come fonte di impiego e di attività lavorative, tutte tematiche che sommate a quelle precedentemente trattate, come dicevo prima, permettono di avere una visione globale. Ringrazio i maestri del lavoro per questo contributo, veramente è stata un'azione e sarà, spero, nei prossimi anni un'azione di piena sinergia che è realmente volta a far sviluppare quelle competenze necessarie ai ragazzi per diciamo, inseguire i loro sogni e realizzare il loro progetto di vita. Ecco, quale sarà il suo contributo al dibattito di oggi? Allora, sicuramente il contributo vuole essere soprattutto volere dare challenge alle nuove leve, alle leve che si stanno adesso ormai affacciando al mondo del lavoro. Insomma, la Sicilia ha tanta fame e sete di avere nuove leve, ecco, all'interno della propria regione. Sono sicuro che questo percorso di motivazione e di challenge possa fare la differenza, ecco, per i ragazzi dell'istituto Niccolò Gallo che hanno speso 5 anni della loro vita, ecco, con i professori. Quindi cerco di dare chiaramente il mio contributo da hotelier soprattutto e dall'esperienza chiaramente che mi porta qui. Come sta andando Agrigento 2025, il vostro hotel di lusso? Ecco, una breve considerazione su questi 4 mesi. Allora, il 2025 è sicuramente un anno importante. Capitale della cultura italiana sicuramente ha fatto il suo eco a livello nazionale ed internazionale. Ecco, abbiamo una domanda in crescita del 13%. Speriamo che veramente converta in numeri concreti. Siamo fiduciosi, c'è una stagione direi copia e incolla, ecco, come quella del 24 e già insomma questo è molto molto soddisfacente. I ragazzi finiscono la scuola, si avranno al lavoro, quindi ci sarà bisogno ovviamente della vostra consulenza, no?
Il Centro per l'Impiego di Agrigento oggi si pone come partner dei maestri del lavoro, è già la seconda volta che noi ci proponiamo e siamo qui proprio per presentare oggi ai ragazzi due strumenti di intervento rispetto al futuro lavorativo e rispetto alle possibilità proprio di inserimento nel mercato del lavoro. E presenteremo loro il tirocinio e il contratto di apprendistato, due strumenti utili che avvicinano e che generano consapevolezza nei ragazzi su quelle che sono le opportunità in un momento difficile, che può diventare anche difficile per la loro vita, che è il momento di transizione dalla scuola al lavoro. Il Centro per l'Impiego oggi che si trova in Via Crone, si trova in una nuova veste, rinnovato di nuovi servizi, anche sempre più vicini ai ragazzi, con la possibilità di orientarli sempre di più a scelte consapevoli e ponderate rispetto al proprio futuro.